Sull'angolo della chiesa di Santa Fosca si può vedere, vedete, un uccellino in piedi e poi una pianta e dulcis in fondo c'è una raffigurazione del Ponte delle Guglie, abbastanza lontana dal Ponte delle Guglie, quindi fatta evidentemente a memoria. È un libro divulgativo mai scritto prima, dedicato interamente al tema dei graffiti. Ecco, qui per esempio ne vediamo uno molto particolare con il ferro da gondola, serve anche una luce radente, si vedono molto bene di notte, mentre altri di notte spariscono, quelli dipinti per esempio. Però diciamo che una volta che uno fa l'occhio, comincia a guardare sui muri di Venezia, a un certo punto sono i graffiti che trovano te, cioè non sei più tu che trovi loro. I graffiti di Venezia, scarabocchi, scalfitture, a uno sguardo distratto o poco allenato, non a quello di Desi Marangon, storica, divulgatrice, e di Alberto Tosofei, giornalista, scrittore. Gli scatti di Simone Padovani ne accompagnano il racconto per Linea d'acqua, un libro di carta dal libro di pietra millenario di Venezia. 5 anni di lavoro, circa 6.000 segni leggibili dal 1020-1040 fino al 1945, laddove abbiamo deciso proprio di fermarci. E il libro ne contiene, abbiamo fatto una logica scelta, circa 600. Figure e scritte, navi e pantegane, acclamazioni, imprecazioni, prezzi, giochi, cronache. Non posso tornare in Drio, ma spero, scrive un recluso nei pozzi di Palazzo Ducale. La fine della Seconda Guerra Mondiale, Venezia liberata non il 25 aprile ma il 28. Proprio una storia dal basso e a un certo punto questi graffiti, che sono presidi di storia popolare, diventano monumenti essi stessi. I cercatori allargano il campo alla terraferma veneziana, alle basi della Repubblica Marinara nel Levante. Setacciano dipinti, stampe. La ricerca non finisce qui, abbiamo aperto oramai da un po' di tempo una pagina Facebook, I Graffiti di Venezia, e con lo stesso nome anche un account Instagram, nonché un'email, igraffitidivenezia@gmail.com, con le quali raccogliere segnalazioni. Fonti assolutamente trascurate, riscoperte tutte insieme adesso e che noi in parte abbiamo anche contribuito a salvare, o almeno ci abbiamo provato, insomma.